In tempi dove i cambiamenti avvengono in modo sempre più veloce, dobbiamo rivedere completamente e con la stessa velocità anche il modo in cui impariamo e ci prepariamo al mondo che ci attende. Quindi la primissima cosa che dovremo apprendere sarà imparare ad imparare, quindi scusate il gioco di parole, ma in un mondo in cui la nostra capacità di cambiare, di essere flessibili, di acquisire nuove competenze e di rivenderle alle aziende che avranno sempre più bisogno di noi in modo flessibile, magari 3 mesi da una parte, 5 dall'altra, un anno dall'altra, sarà la chiave, perché dovremo essere noi stessi a investire nelle nostre capacità. Quindi innanzitutto imparare ad imparare e sempre con uno sguardo interdisciplinare che ci aiuti ad accogliere diverse competenze che saranno via via necessarie in un mondo che oggi non conosciamo ancora. La Verona del 2050 intanto sarà più calda per via del cambiamento climatico, quindi ricordiamocelo, io ci tengo sempre alla parte ambientale perché è quella che determina i grandi cambiamenti dell'umanità. Quindi ricordiamoci che ci saranno dei cambiamenti da affrontare, però mi auguro e mi piace la visione ottimista in cui sarà sostenibile e quindi potrà essere anche un esempio di città che ha rivisto le sue infrastrutture e la sua urbanistica per poter essere a impatto zero proprio sull'ambiente, per diminuire quel tipo di cambiamento che citavo prima. E quindi una città anche tecnologica e innovativa che riesce ad aprirsi al mondo a livello globale.